parola diamo alla lista civica per Tabaro Sindaco, Vito Vittorio. Sì, grazie. Io credo che l'esigenza primaria sia quella di fare chiarezza rispetto anche alle informazioni che sono emerse in questi ultimi giorni. Pare che come dire, la colpa di ogni male di Portogruaro possa essere addossata alla coalizione che ha sostenuto Angelo Tabaro. Sembra che le sorti della città dipendano chissà per quale strano motivo da questi 2 mesi, da qua a dicembre. La verità è tutt'altra. Io desidero anche a nome degli elettori della lista civica esprimere un sentito ringraziamento a tutti e 11 i consiglieri comunali che si sono dimessi. Hanno dimostrato alla città, al mondo politico portoguarese la coerenza di un obiettivo e di un programma comune. Le notizie che erano state artificiosamente prodotte e procurate probabilmente dal ragioniere Antonio Bertoncello, questo è il suo titolo, non ne ha altri in questo momento, erano assolutamente campate in aria. I giornalisti che sono qua presenti sanno benissimo da chi arrivavano le veline, sapevano benissimo il perché telefonavano di volta in volta ai nostri consiglieri comunali chiedendogli se era vero o non era vero, perché quei consiglieri comunali ai quali telefonavano evidentemente erano quelli che erano stati indicati in modo artificioso e fraudolento dal ragioniere Antonio Bertoncello. La coalizione e non ci sono qui però. Io questi consiglieri a cui facevo riferimento Vito. I consiglieri comunali a cui faccio riferimento io sono i nostri consiglieri comunali, sono quelli che dipendono dalle nostre formazioni politiche e sono quelli che si sono sempre coerentemente e correttamente rapportati con noi. Quando i giornalisti telefonavano a qualcuno di questi consiglieri, sappiatelo, questi consiglieri avevano la coerenza, la correttezza di informare i responsabili politici, tutti. Quindi questa è la verità. Questa è la verità, poi è stata dimostrata dai fatti. Quindi io credo che l'aver rimosso questo gangro, diciamo così, possa liberare e consentire anche una più corretta informazione, perché in questo modo i giornalisti avranno modo di, come dire, verificare le fonti non solo da una parte ma anche dalle altre. L'azione del ragioniere Bertoncello è stata evidenziata da chi mi ha preceduto ed è esclusivamente tesa alla salvaguardia della sua posizione di potere. Se ci fosse stato interesse a salvaguardare come dire, gli interessi generali della città, avrebbe consentito una soluzione politica nei tempi giusti. Non è da adesso, non è nel mese di novembre e dicembre che si possono risolvere i problemi di Portogruaro, ma i problemi di Portogruaro si risolvono e si risolveranno quando ci sarà chiarezza. Per cui, parafrasando anche una bellissima espressione di un collega giornalista che qua non vedo presente, che citava Portogruaro non si merita il commissario, io dico, ringraziando l'operato del dottor Bulletta che sta operando in modo correttissimo, ha incontrato i capigruppo, ha incontrato i partiti, ha incontrato le coalizioni, quindi in modo assolutamente corretto e coerente. Io credo che questa città non si meriti la classe dirigente che fino adesso l'ha governata, quindi mi auguro che anche questo serva soprattutto a fare chiarezza e a ricreare le condizioni per una soluzione, come dire, certa, definita di Portogruaro nei prossimi anni. Grazie. Grazie Vito. Adesso